Riprendiamo la linea dal Vanisan di Sassari, dove sono tornati in campo Torres e Cannara per il secondo tempo di questa gara di andata valida per la finale dei playoff nazionali. Torres, che ha avuto le sue occasioni nel primo tempo ma non le ha sfruttate. È stato anche bravo il portiere ospite Simone Battistelli. Tanto tutto pronto, fischio d'inizio e la Torres ora attaccare da destra verso sinistra. Non ci sono stati cambi nei due schieramenti. Subito Cannara prova con Merenda, che va addirittura in mezzo al campo a cercare di fermare la manovra. C'è però un fallo proprio di Merenda, già battuto il calcio di punizione. Sarrizzu che prova ad andare a rubare palla, non ci riesce, sporca soltanto Piga, può andare Fondi ancora all'indietro per Menchinella di Giuseppe. Attenzione, ora prova ad accelerare il Cannara sul tentativo di Fondi, riesce comunque a rubare palla la Torres con Scioni per Sarrizzu che non ci arriva, nulla da fare, palla per Battistelli. È sembrato un avvio un po' più rapido del Cannara, tanto Merenda che allontana, riesce a trovare Mannoni. Minutolo. Mannoni, sicuramente assisteremo a una gara un po' più vivace in questo secondo tempo. Spinola, lancio di Spinola lunghissimo a cercare Sarrizzu e non ci arriva nemmeno Diouf. Spinola un po' impreciso nel primo tempo, ha perso diversi palloni. Manovra il Cannara ora con Menchinella al lancio per Anselmi, controllato sempre benissimo però da Spano. Mette giù ora Spinola, si accentra, poi serve Mannoni. Casu all'indietro per Minutolo, avanza Minutolo ancora per Mannoni, avanza anche Mannoni, palla al piede, trova spazio e decide di andare ancora lui. Mannoni prova una conclusione troppo centrale, facile per Battistelli, stava andando sulla respinta questa volta Sarrizzu ma è riuscito a bloccare Battistelli. Ancora a terra Di Giuseppe con il pallone da tutt'altra parte, sempre un conciliabolo col direttore di gara. Il primo assistente dice non ho visto assolutamente nulla, è andato a terra Di Giuseppe, controllato da Merenda, nessuno ha visto nulla perché si stava giocando dall'altra parte. Battistelli, stanno facendo un po' la guerra i due. Si allontana ora Battistelli, Di Giuseppe per andare a prendere questo pallone, si libera di Piga. Ancora Battistelli a scaricare, palla per Fondi ora. Ancora Fondi, il lancio in avanti però tra le braccia di Torepinna. Subito il rilancio del portiere rossoblu, 142 presente quest'oggi, riesce Spinola, anzi no, il pallone è uscito. Liberarsi del difensore, poi quando è andato a cercare la palla era già uscita. Rimessa, anzi c'è il calcio di punizione proprio per il fallo di Spinola. Arriva Battistelli a batterlo, è uscito il sole intanto al Vanisan, con una giornata un po' coperta, anche qualche scroscio di pioggia. Lascia scorrere Spanu, il pallone che termina sul fondo, subito Torepinna per il rinvio. Quattro minuti, corso del secondo tempo, 0-0 il risultato. Sarrizzu tra due giocatori non riesce a trovare l'impatto col pallone, va Spano però benissimo a servire Piga che poi dà il pallone a Mannoni. Avanza ora la Torres, Mannoni, Diouf che serve Sarrizzu che però non controlla, va Mannoni ancora a rubar palla però ottimamente, va Spano. Spinola ora servito, si accentra ancora una volta Spinola,
se ne va da solo Spinola, non riesce a servire i compagni, si deve liberare prima della palla Spinola e subito è aggredito. Manovra ora il Cannara sulla sinistra, avanza il giocatore dei bianchi, gli ruba però ottimamente il pallone Scioni che va a servire Diouf, avanza Diouf, si allunga il pallone anche lui, il pallone messo in fallo laterale da Baglioni. Deve spingere la Torres per cercare la via del gol, ha avuto occasione per andare in rete, anche un gol annullato per fuorigioco a Spinola. Intanto un lancio di Spano, non ci arriva Sarrizzo che è un po' fuori dalla manovra, però ruba palla per un attimo Mannoni, rilancio della difesa, però arriva Piga, servire Spano, ancora Torres in avanti, va Spano, cross in mezzo, troppo lungo però e viene spinto anche Diouf che non trova l'impatto col pallone, non vede nulla però il direttore di gara in questa azione. Pallone che termina dall'altra parte, rimessa laterale per il Cannara. Un po' di mestiere qua, il tocco impercettibile sul Diouf che è andato giù. Ora Cannara che prova a liberarsi della sfera ma la mette in fallo laterale, va a minuto assoluto a batterlo Merenda. Intanto si stanno scaldando Francesco Bianco e Michele Chelo, probabilmente i prossimi cambi. Sta scaldando tutta la panchina anche del Cannara, ma bisogna trovare qualche soluzione alternativa a questo schieramento. Mannoni intanto riceve, poi serve Piga, ancora Piga che prova a caricare il destro, va in centrale anche questa conclusione di Carlo Piga al sesto del secondo tempo. Ci prova Piga, nulla da fare. Chelo si prepara intanto il colpo di testa di Merenda per Casu, anticipare di Giuseppe, minutolo per Mannoni, attenzione Scioni non ci arriva, Baglioni possesso del pallone, bravo Casu però ancora a dar palla a Scioni, poi però non riesce Diouf ad arrivarci, che lui è un po' fuori dalla manovra quest'oggi Bouba Diouf. Tanto il Cannara rischia un po' qua su questo disimpegno, riesce comunque a mantenere il controllo fondi. Lancio per Racicchini, va Merenda a rubargli il pallone, poi Spano ad anticipare Anselmi, diventa un lancio per Sarrizzu, però il fuorigioco, dice il secondo assistente, si lamenta il pubblico del Vanissan. Non sappiamo se era più avanti di tutti, intanto è pronto il cambio per la Torres con Chelo e Bianco. Va a battere Battistelli, lancio in avanti sempre Merenda e Di Giuseppe che qua commette fallo proprio sul centrale rossoblu. Ci sarà il cambio, vediamo chi lascerà il posto a Michele Chelo e Carlo Piga. Ottavo del secondo tempo, entra Chelo per Piga, entra Bianco per Diouf, dunque cambia lo schieramento in mezzo al campo e in avanti perché Chelo va al centro dell'attacco e Francesco Bianco in mezzo al campo posto di Carlo Piga. Un doppio cambio necessario per far entrare Chelo perché si tratta appunto di under, fuori gioco intanto di Spinola. Manovra il Cannara con Anselmi sulla destra, prova a andarsene ma c'è sempre Spanu, bravissimo, poi però Merenda che perde palla, ancora Cannara con questo cross in mezzo, c'è Sarrizzo ripiegato a dare una mano alla difesa, ad allontanare, ancora Cannara che ora insiste, ancora un lancio dall'altra parte dove c'è Spanu che deve allontanare sull'arrivo di Giuseppe. Nono minuto. Va ora alla messa laterale Anselmi.
Anselmi proprio per Di Giuseppe, che riesce a colpire, deve mettere in calcio d'angolo Minutolo, perché era riuscito Di Giuseppe a prolungare la traiettoria, ed è il primo angolo per il Cannara, poi 3 battuti nel primo tempo dalla Torres. Dalla bandierina Raccichini, si avvicina Baglioni, preferisce mettere in mezzo Raccichini, attenzione, vanno a saltare in 3 ma non ci riescono, il pallone rimane lì, va a terra il giocatore della Torres, c'è fallo su di lui da parte di Menchinella. Intanto riparte la Torres con Chelo, c'è Bianco in mezzo ma nessun altro, ancora Bianco che prova a raggiungere il pallone, Spinola perde palla, ancora Spinola, ancora Torres con Scioni, ha battuto velocemente la formazione rossoblu, ha colto tutti di sorpresa, c'erano soltanto Chelo e Bianco lì davanti, ancora Torres però con Sarrizzu se ne va da solo al limite dell'area, Sarrizzu, serve Mannoni per Spinola che controlla a sua volta e serve nuovamente Mannoni sulla destra per Casu che può crossare di fronte all'avversario. Casu va sul fondo, gli ruba palla però Baglioni ultimamente li allontana ancora. Torres che insiste con Mannoni, palla all'indietro per Merenda, ora Cannara tutta nella propria metà campo a difendere questo 0-0, va Merenda a servire Spano per Bianco ma subito aggredito Bianco, c'è il calcio d'angolo sul tentativo di disimpegno di Ricci, perché Spano ha toccato il pallone che è finito sulle spalle di Anselmi, dunque angolo quarto della gara. Va Mannoni, arriva Sarrizzu che mette giù dall'altra parte, però ancora fuori dall'area Sarrizzu che se ne va con una sue accelerazioni, il pallone che termina nuovamente in calcio d'angolo dall'altra parte, quinto angolo per i rossoblù, va Mannoni dall'altra parte. 12 minuti nel corso della ripresa, l'appuntamento della Panzana sale, va Mannoni. Sul primo palo c'è il colpo di testa di Sarrizzu, palla termina alta, nulla da fare, provato sul primo palo Sarrizzu, pallone fuori, fatto ben poco il Cannara per produrre azioni offensive, ma si difende bene, formazione ospite, faccio il fallo di Giuseppe in mezzo al campo, difende con ordine questa formazione umbra che sicuramente è ostica da affrontare, magari non ha elementi di grande caratura tecnica, però gioca di squadra e soprattutto bada più a non prenderle che a darle. Palla adesso però in aria per Anselmi, di testa va Spano a mettere in fallo laterale per impedire ad Anselmi di ricevere. Va adesso Anselmi per la rimessa laterale lunga come sempre, tensione in aria, dunque va Anselmi a cercare Di Giuseppe, palla che rimane lì e poi la allontana Scioni, pericolo, questo batte e ribatte in aria, la rimessa è ancora degli ospiti. Anselmi che ha sempre una rimessa molto lunga, prende anche la rincorsa, riesce a far entrare il pallone lì, attenzione, Cannara pericolo, deve allontanare Scioni, ancora Raccichini però, possesso della sfera, ora sta premendo la formazione di Mister Farsi, ancora Anselmi, riesce a colpire di testa, in aria Merenda, riesce a toccare, ancora Anselmi però che crossa e c'è la conclusione al volo, termina altissima, però pericolo. La porta rossoblu, ora il Cannara si sta facendo un po' più insistente la manovra, subito rinvio di Ettore Pinna, di testa riesce Spinola per Chelo che deve restituirgli il pallone, lo fa Spinola, si accentra nuovamente Mannoni, Scioni
allarga tutta l'altra parte per Sarrizzo, che ha ripreso la sua posizione consueta di esterno di destra, arriva in sovrapposizione Casu, va Sarrizzo, riesce a servire Casu per Mannoni, palla dentro a cercare Chelo, e posizione regolare Chelo, parata di Battistelli, e poi ancora lì, e c'è il gol! Il gol della Torres! E Francesco Bianco sblocca il risultato, la Torres. Questa azione insistita della formazione rosso-blu è stata la prima parata di Battistelli e poi la conclusione di Bianco, forse anche deviata, ma è terminata in rete. 1-0 Torres. È arrivato questo gol al 18° minuto ed è proprio è entrato Francesco Bianco a firmare questa rete importantissima, soprattutto anche perché è arrivata nel momento forse in cui il Cannara stava premendo di più. 1-0. È stato proprio il giovane Bianco, classe 2000, su questa azione a cui era andato tra l'altro Battistelli proprio a respingere una conclusione precedente, e poi sulla rimessa intanto va Spinola a rubar palla e serve Chelo fuori gioco, si è girato e ha perso forse il tempo Chelo, che se il pubblico non è d'accordo, ma forse Bianco era leggermente oltre la linea, ma anche se mister Tortora va a lamentarsi con il quarto uomo, chiamato anche dall'arbitro il tecnico rossoblu. Ha fatto il gesto proprio il tecnico, era in linea. E comunque al 18° della ripresa il gol di Francesco Bianco porta in vantaggio la Torres, finalmente dopo una serie di tentativi. Era riuscito, abbiamo detto, Battistelli a sventare una conclusione precedente, poi il colpo di testa, intanto Minutolo che va prendere palla sul rinvio di Battistelli, palla all'indietro per Torre Pinna, lancia in avanti, sicuramente questo cambio ha dato un po' di vivacità all'attacco rossoblu. Fa saltare ancora Merenda, qua fischia il direttore di gara, ma era andato sul pallone Merenda, dato a terra Raccichini, calcio di punizione per il Cannara. Dunque dal 12° Torres in vantaggio, gol di Francesco Bianco. Vediamo se è Raccichini che andrà alla battuta. I giocatori sulla linea dell'area di rigore, con Anselmi l'unico spostato sulla destra, attenzione. Vediamo se sarà lo schema, la conclusione diretta in porta, non filtra il pallone, però ancora Cannara in possesso della sfera, ancora Raccichini che conclude, palla deviata da un suo compagno. Qui c'è stato un fallo su Bianco. Mette fuori il pallone il Cannara perché non ha fermato l'azione il direttore di gara. Si rialza Bianco, colpito alla schiena. Ancora Cannara. Palla è per la Torres che la restituisce. Stiamo avvicinando al 20° intanto che va a rincorrere il pallone diretto a Battistelli che svirgola. Bisogna premere proprio per mettere in difficoltà la formazione ospite, che quando è sotto pressione va un po' in affanno. Intanto Bianco che prova il cross, ottiene ancora una rimessa laterale. Va Spano per la rimessa. Torres ancora in avanti, va giù il giocatore che marca Spinola, dice che c'è fallo, il direttore di gara. Spinola un po' inconcludente quest'oggi, tanti falli e tanti palloni persi, ma sappiamo che ha
i colpi, dunque sempre pericolosissimo. Intanto attenzione, deve uscire Ettore Pinna qua su questo pallone che filtra. Qui si stava avventando Menchinella, ma pronto all'uscita Pinna. 20° nel corso della ripresa, 1-0 Torres, il gol di Bianco, il 18°. Va ora a saltare Spinola che di testa però non riesce a servire Chelo, però il tocco è stato del Cannara, dunque la rimessa è rossoblu. Va Spano davanti alla panchina di mister Tortora, servire Mannoni che apre sulla destra per Casu per Sarrizzu sulla destra, punta l'avversario Sarrizzu, se ne va Sarrizzu sul fondo e poi però il pallone termina tra le braccia di Battistelli. Subito il rilancio di Giuseppe tra Minutolo e Merenda, un po' solo l'attaccante del Cannara, non può fare molto, riesce solo a colpire di testa, il pallone termina tra le braccia di Ettore Pinna. Subito riparte l'azione con Mannoni, chiede palla a Sarrizzu, gliela dà Mannoni ottimamente, può andare Sarrizzu sempre controllato da Baglioni. Sarrizzu si libera il sinistro, chiude alto, svirgola proprio perché il pallone termina in fallo laterale. Allarga le braccia mister Tortora, predica calma, tecnico. La rimessa del Cannara, va Spanu col piede di testa, anticipare l'avversario, poi Mannoni se ne va sul fondo sulla sinistra. Mannoni, viene messo il pallone ancora in fallo laterale da Anselmi. Va Spanu, avrebbe un altro gol. Spanu per Spinola che prova la conclusione, subito si gira e colpisce, ma è facile per Battistelli, troppo facile. Appena spostato sul primo palo, ci ha provato qui Spinola e il rilancio lunghissimo ancora a cercare Raccichini, anticipato però, è ancora Cannara, può manovrare con Anselmi, deve inseguirlo ora Spinola che non deve commettere fallo, nulla da fare, se ne va Anselmi, arriva Bianco però, bravissimo a rubare palla, servire proprio Spinola che rischia un po', non subisce fallo e perde il pallone. Ancora Cannara, attenzione, Fondi dal limite dell'area, gli tocca il pallone Spanu, ancora Spanu, va a terra entrambi, poi Merenda, siamo nell'angolo della Torres, riesce Merenda a servire Spinola, si deve liberare subito del pallone Spinola, lo fa servendo Chelo sulla linea dell'auto di sinistra e mette poi fuori il pallone Gerardini, però dice di no il primo assistente che la rimessa è del Cannara, forse il pallone era già uscito ma in una posizione totalmente diversa, forse l'azione era già ferma in precedenza. Comunque Anselmi, colpo di testa di Giuseppe in area, attenzione, devono allontanare i giocatori rossoblù e ci sarà calcio d'angolo per il Cannara, il secondo dell'incontro. Decisione un po' strana qui sulla rimessa laterale, intanto va subito Raccichini. Questo corner, massima attenzione in area rossoblù. Raccichini, attenzione, palla dentro, allontana Sarrizzu di testa e poi allontana ancora Bianco che poi ruba il pallone, lo insegue, deve mettere in fallo laterale Bernardini che ha avuto paura con l'arrivo di Bianco. Subito Bianco per Chelo, 1-2. Spinola, ha un po' di spazio Spinola, ancora un dribbling di troppo però per lui, 3 avversari, non riesce a superarli, chiedendo un po' troppo a se stesso qui Spinola perché è sempre raddoppiato. Tanto riparte Anselmi, Spanu lo insegue, palla dentro, attenzione, c'è la prima conclusione, poi allontana Merenda sulla respinta di Ettore Pinna su cui si stava avventando Di Giuseppe, una possibile azione gol della Torres, subito un capovolgimento di fronte, c'è il corner per il Cannara, il terzo. Troppi errori, va intanto Raccichini, palla dentro, ancora messa in calcio d'angolo, quarto per il Cannara. Ventiquattresimo nel corso del secondo tempo, ancora Raccichini, palla dentro, deve allontanare la Torres, rimane lì, attenzione, allontana invece Mannoni.
con Menchinella che si stava avventando sulla sfera. Si adira Torrepinna, messa laterale ancora per il Cannara dall'altra parte, l'out di sinistra, cercare ancora Menchinella, mette bene il pallone Casu per Spano e poi Vinutolo che allontana a cercare Spinola, ma c'è l'anticipo. Si adira ancora una volta mister Tortora per questa azione, intanto deve allontanare Spano in calcio d'angolo, sta rischiando un po' troppo la Torres. Pareggia il computo dei corner il Cannara. Va dall'altra parte sotto la tribuna Racicchini. Palla ancora dentro, attenzione, palla rimane lì e poi può allontanare la Torres con Sarrizzu che prova ad andarsene sulla destra. Sarrizzu contropiede della Torres, Sarrizzu, c'è Chelo in mezzo, ancora Sarrizzu, c'è Michele Chelo in mezzo all'area, Sarrizzu, c'era Chelo da solo in area, non gli dà il pallone, però Sarrizzu ottiene solo un angolo la Torres in questa circostanza, un contropiede che poteva essere importante. Sarrizzu non è stato qui generoso, c'era Chelo tutto solo in mezzo all'area. Va intanto Mannoni alla battuta di questo calcio d'angolo, il sesto, palla dentro, va Spinola, palla dentro, allontanata ancora dalla difesa della Cannara. Ancora però Torres con Spanu che può crossare, palla dall'altra parte però dove non c'è nessuno, anzi sì, arriva Mannoni, fuori l'area, Mannoni, un altro cross, allontana la difesa. Sta premendo la Torres, ha avuto un'occasione con questo contropiede fulminante, portato avanti da Sarrizzu che poi non ha voluto cedere però la sfera. Intanto ci sarà il cambio per il Cannara, pronto a entrare Lepri, forse è un doppio cambio, ma ancora no, non ci sarà il cambio, gioca ancora la Torres con Mannoni, Spanu, Cannara tutto ripiegato nella propria metà campo, Spanu all'indietro per Merenda, si avvicinano due giocatori della Cannara proprio per il doppio cambio, sarà effettuato. Palla all'indietro per Merenda ancora per Minutolo deve perdere palla lì, la Torres va a Mannoni ora, servire in avanti, attenzione per Scioni per Sarrizzu mette dentro, non c'è nessuno, c'era fuori gioco però, gioco fermo, nulla da fare, si erano fermati i giocatori rossoblù. Doppio cambio, Fastellini e Lepri. Esce Di Giuseppe. Quando siamo al 27esimo nel corso del secondo tempo. Esce Di Giuseppe. Entra il numero 18 Fastellini. Esce anche Anselmi. E al suo posto Lepri. Lepri che è il giocatore che ha firmato una doppietta nella sfida contro il Rosselli Mutina, l'ultima gara. Fastellini che invece è il giocatore che ha più gol nel Cannara, 12 questa stagione. Comunque due giocatori offensivi. Tanto Scioni in avanti, cercava Spinola ma non lo trova, può andare Baglioni, controllato da Bianco che non lo molla, deve ripiegare Baglioni, riesce però il Cannara a servire poi i fondi, attenzione, nuovo entrato, gli ruba il pallone, ancora bravissimo Bianco che è entrato ottimamente in partita, va a Sarrizzu ora a servire Chelo che però era in posizione centrale, viene anticipato questo lancio leggermente sull'esterno, non ci è arrivato Michele Chelo. Il rilancio di Battistelli, va a saltare Minutolo
ancora Bianco a infastidire in mezzo al campo, poi Spinola e poi Mannoni che può aprire per Chelo, ci arriva però il difensore della Cannara a mettere in fallo laterale, deve andarsene Chelo che aveva un po' di spazio, ancora Torres però con la rimessa, Spanu cerca compagni da servire, Spanu per Chelo, ancora Spanu, chiuse però le vie di passaggio per la Torres, allora deve ripiegare Mannoni per Merende, poi Minutolo per Casu per Sarrizzu che se ne va, Sarrizzu perde palla, poi però commette fallo, nulla da fare, va Battistelli. Questo calcio di punizione. Palla in avanti, attenzione, Cicchini va a Merenda su di lui, riesce a rubargli il pallone, allora Bianco che può lanciare ma se n'era andato sulla sinistra questa volta Chelo, il lancio invece era centrale, quindi non si trovano i due, va a saltare ancora Merenda, ancora Bianco che prova a rubare palla a Fondi, mantiene il possesso della sfera a Fondi, attenzione nuovo entrato Lepri, palla per Baglioni ma è anticipato ottimamente ancora da Spano e poi Mannoni che va a servire Spinola, può andare Spinola, va Spinola, c'è Chelo al centro, Spinola non gliela dà, c'è il fallo però su di lui e anche un cartellino giallo per il numero 5 Gerardini. Calcio di punizione questa volta per la Torres da buona posizione. Vediamo Mannoni, sistema la sfera, può essere una buona occasione per lui. Ma Mannoni, barriera schierata 5 metri circa la posizione, si prepara Mannoni per la corsa, subito la barriera, arriva Merenda però che prova una conclusione, sta affilata che termina lontanissimo dalla porta. Il rinvio di Battistelli. Quando abbiamo superato la mezz'ora anche in questo secondo tempo, 32esimo nel corso della ripresa, 1-0 il risultato, ma Cannara che è sempre molto insidioso, qui va Baglioni a servire Fondi, all'indietro, Ricci, ancora Baglioni, riesce a servire di prima, poi Bianco però che ancora intercetta bene, sta risultando estremamente utile l'opera di Bianco in mezzo al campo, Spinola sembra che non ce la faccia più, è abbastanza lento, sta scaldando Alessandro Leri. Cannara in azione sulla sinistra, cross in mezzo, c'è il colpo di testa di Merenda da allontanare, non ci arriva Spinola e allora ancora Baglioni sulla destra, ci allunga però il pallone malissimo, non termina il fallo laterale, quindi un corso importante. Sta scaldando Alessandro Leri, forze fresche c'è bisogno perché ci sembra Spinola in grossa difficoltà, soprattutto di fiato in questo momento. Palla all'indietro di Spano che poi rilancia a lungo in avanti a cercare la corsa di Chelo, va Chelo a infastidire il rinvio di Battistelli, va Minutolo a saltare, Fondi la rimette in avanti per il neoentrato Fastellini che apre nuovamente il gioco su Baglioni, sempre Spanu però a fare buona guardia e poi Fondi seguito da Spinola, Fondi ancora per Fastellini, attenzione, c'è la conclusione deviata da Merenda, poi un tentativo un po' velleitario di Lepri, un palla che termina altissima, è pronto a entrare Alessandro Leri, 2001 della Torres, va a Pinna per il rinvio,
Pallone allungato proprio per Sarrizzu. Va Sarrizzu, limite dell'area, di fronte all'avversario. Sarrizzu se ne va, ancora Sarrizzu, palla dentro, contrastato Chelo, ancora Scioni però che può concludere anche lui, conclusione deviata, e poi ci riprova anche Spinola, il pallone in angolo. Hanno provato in tre, Chelo, Scioni e poi Spinola. Sul terzo tentativo di Spinola, settimo corner per la Torres con Mannoni. Va a battere. Squadre molto stanche, ci sembrano entrambe. Va Mannoni, palla lunghissima dall'altra parte dove c'è Sarrizzu, la sua conclusione però è preda di Battistelli. Subito riparte il Cannara, attenzione, devono ritornare i difensori rossoblù. Prova a andarsene lei prima, riesce Merenda a toccare il pallone, poi arriva Casu a completare il disimpegno. Ancora all'indietro per Casu, Minutolo. Rinvio lungo di Tore Pinna per Chelo, che però viene anticipato, scarica sul difensore il Cannara che riesce poi a servire bene Menchinella. Attenzione con Lepri che ha spazio sulla sinistra. Menchinelli, palla dentro, però non ci arriva nessuno. Il pallone termina sul fondo. Va Spanu ora sulla sinistra. Spanu per Spinola. Spinola che si deve girare, non trova il tocco. Pronto a entrare Uleri. Ma c'è anche il cambio per il Cannara. Prepariamo dunque al cambio. (37esimo) nel corso del secondo tempo. Vediamo che sta entrando il numero 15 per il Cannara. Si tratta di Cascianelli. Cascianelli per il numero 2 Baglioni. Esce Spinola che abbiamo visto molto stanco ed entra Uleri per la Torres. Non una partita esaltante per l'argentino quest'oggi. Intanto rimessa laterale per il Cannara, che abbiamo detto ha effettuato anch'essa un cambio. Intanto c'è un fallo su Spano ma non viene ravvisato. Attenzione al Cannara ora. La rimessa, cioè il cambio della rimessa per un errore di posizione. Dunque va Spanu a cercare Chelo, non lo trova, trova Fondi, poi Bernardini all'indietro, Sarrizzu dare fastidio e poi Uleri riesce però in qualche modo, anzi no, sbaglia il Cannara che poi riprende però il controllo della sfera con Fondi che può aprire dove c'è Lepri a sinistra. Ancora Bernardini. Bernardini ancora sull'Epri sulla sinistra al tentativo di triangolazione che non riesce, però ancora va al Cannara che ruba palla. Menchinella, scusate, cercare Lepri ma il pallone termina sul fondo, non controlla il giocatore ospite. Va ora al rinvio Tore Pinna. Siamo nelle fasi finali di questo secondo tempo, ci vorrebbe un altro gol per dare maggiore sicurezza per la gara di ritorno. Ha avuto anche in questo secondo tempo delle occasioni. La Torres va a saltare, Chelo che riesce a servire di testa Sarrizzu solo davanti a Bastianelli, la parata, ancora la respinta di Battistelli, nulla da fare, ancora occasionissima però sprecata la formazione rossoblù con Sarrizzu che ha tirato addosso al portiere. Attenzione intanto dall'altra parte c'è il Cannara, però sbaglia tutto Lepri, palla per Pinna. (39esimo) l'occasione di Sarrizzu, solo
davanti a Battistelli. Non è la prima. Va a saltare Minutolo. Scioni prolunga per Bianco, ci arriva Bianco, ancora Scioni, fallo però in mezzo al campo su Menchinella. Palla rubata ancora da Casu, può servire Sarrizzu, va Sarrizzu a cercare Chelo, non lo trova però di esterno, litigano i due, questo pallone, intanto il Cannara gioca, va sulla sinistra Lepri, attenzione, palla indietro per Fondi, avanza, cerca con un pallonetto di servire l'avversario, anticipa anche Torrepina Minutolo, dunque il pallone ancora però per il Cannara. Può manovrare con questo lancio lungo, c'è la testa di Spano, può andare Uleri, si deve girare Uleri che trova un fallo laterale ultimamente. Giovane rossoblu. Chelo se ne va benissimo, avere messo giù Chelo, calcio di punizione, Cascianelli mette fallo, già battuto da Mannoni. Intanto nel corso della ripresa Minutolo, Mannoni, occasione però qualche minuto fa per la Torres con Sarrizzu, Spanu ora che prova una conclusione, non c'è la deviazione, è solo una conclusione sbagliata di Spanu che ha provato, ha detto a mister Torto, ha sembrato di vedere un tocco dell'avversario. Intanto si prepara un altro cambio per il Cannara, l'ultimo si prepara a entrare Kevin Lolli. Va Battistelli, la battuta, prende tutto il tempo, poi il rinvio, Lepri mette giù ultimamente, attenzione, però il suo servizio ancora una volta finisce nel nulla, aveva fatto una bella cosa. Torrepina pronto per il rinvio, Coro dedicato al portiere, spinto Chelo, il pallone rimane lì, Uleri solo davanti a Battistelli ancora una volta, ma c'è la parata del portiere, il pallone era terminato proprio tra i piedi di Uleri anche in questa occasione, troppo centrale la conclusione di Uleri, ma bravo Battistelli. Calcio d'angolo per la Torres, l'8º. Però che occasione anche per Uleri, cominciano a essere troppe. Intanto esce il giocatore del Cannara, entra con il numero 13 Lolli, ci sarà non è un calcio d'angolo ma è un fallo laterale, quello che sarà battuto dalla Torres. Non abbiamo visto il giocatore che è uscito dal Cannara, il cambio del Cannara. Tanto Mannoni, Merenda, lancia ancora in avanti per Sarrizzu che mette giù, Sarrizzu può mettere al centro e ci sarà ancora angolo, il 9. Va Mannoni, va Mannoni a battere questo corner, palla dentro, la palla rimane lì, c'è Bianco a rincorrerla, la lascia uscire Bianco, la rimessa è rossoblu. Uleri dal limite dell'area, Uleri, pallone deviato, però ancora Torres con Bianco che sbaglia l'apertura per Spano, troppo lungo il suo passaggio. Abbiamo detto è entrato nel Cannara il numero 13 Lolli, forse per Ricci se non l'abbiamo visto male. Ancora Torres, Mannoni per Merenda, lancio in avanti però c'è Battistelli, facile per lui. Siamo nelle fasi, abbiamo detto, conclusive di questa gara.
Torres ha sbagliato davvero tantissimo sotto porta, non trova l'impatto col pallone Spanu, la rimessa è del Cannara. (44esimo), corso della ripresa, Fondi intanto manovra a cercare compagno dall'altra parte, contrastato da Sarrizzu, però il pallone termina tra le braccia di Torrepina, può far ripartire subito i suoi. Il lancio per Mannoni sulla destra, riceve Mannoni, però il pallone è già uscito, nulla da fare. Era uscito Baglioni nel Cannara, è entrato Lolli. Ruba palla alla Torres con Scioni in avanti per Uleri, viene intercettato il servizio di Scioni, c'era Chelo che si era proposto in avanti. 4 minuti di recupero intanto. Ancora da giocare. Va a caso su Lepri. Sulla sinistra tiene palla Lepri, commette fallo, Casu, calcio di punizione per il Cannara. Ora non si batte, ora sì. Bernardini per Ricci, ancora Bernardini. Lancio per Lepri, ma c'è l'anticipo di Casu, servire Sarrizzu che mantiene in campo il pallone ma poi non riesce a proseguire l'azione, quindi ancora Cannara. Sta palla in avanti, attenzione, Menchinella, cespica un po' sul pallone, però il Cannara ancora con un cross in area, allontana Scioni di tacco, poi Sarrizzu che può controllare ma va giù, colpito da dietro. Calcio di punizione per la Torres, il fallo di Gerardini. Ricordo, la Torres conduce 1-0, il gol di Bianco al 18esimo. Importante comunque non subire reti in questa gara di andata e poi andare allo Spoletini, giocarsi tutto nella gara di ritorno. Va Torrepina al rinvio. Palla in avanti a cercare Chelo, non ci arriva Chelo, la palla supera anche i difensori del Cannara, gli ruba palla a Chelo e poi però il rimbalzo non lo favorisce, ancora Chelo però a infastidire sul disimpegno, la rimessa laterale però è degli ospiti. Torres che rimane comunque in zona d'attacco. Se il risultato va bene così al Cannara che non ha nessuna intenzione di accelerare la manovra. Intanto Scioni, Mannoni mette giù all'indietro per Merenda. Sono andati 3 dei 4 minuti di recupero, ancora un minuto da giocare. Chelo, va Bianco, caccia del pallone, attenzione, poteva diventare un assist pericoloso, rimedia Minutolo e poi ancora Torrepina in avanti a cercare Uleri, sulla ribattuta c'è Spanu, Torres che può ancora avanzare, ancora Spanu. Perde palla però va ancora a cercarsela e poi commette fallo. Già battuto il calcio di punizione, attenzione Menchinella. Palla sulla destra, c'è Merenda però bravissimo ad anticipare l'avversario. Sul secondo tentativo però non riesce il suo rinvio. Riesce adesso a servire Bianco ma non c'è fallo su di lui, quindi ancora Cannara che può giocare, ma un po' di sufficienza qui nella liberarsi della sfera da parte della Torres. Scioni, Sarrizzu, ancora Scioni, può avanzare la Torres, Mannoni, ora Bianco, troppo lenti i giocatori rossoblù, c'è il fallo, dice già battuto il calcio di punizione, attenzione, c'è il colpo di testa di Minutolo, sta rischiando inutilmente questi ultimi secondi di gara, sembrano veramente squadre molto stanche ma deve rischiare nulla la Torres, ancora il Cannara in azione, sulla destra, Fondi che crossa in mezzo, facile per Torrepina. Ma per scadere l'ultimo minuto di recupero, intanto può andare Scioni sulla destra, non si capisce con che.
nulla da fare, aveva spazio. Finisce qui la gara di andata della finale nazionale playoff, giocatori stremati che si buttano a terra, si è visto negli ultimi secondi, la Torres non ne aveva più, giornata anche che si è scaldata nel corso del pomeriggio e dunque hanno fatto davvero il massimo. Giocatori di Mister Tortora, 1-0 il risultato con il gol di Bianco, gol al 18esimo del secondo tempo, gol comunque importantissimo perché comunque porta la Torres alla gara di ritorno con questo piccolo vantaggio e poi bisogna andare ovviamente a giocarsi il tutto per tutto in questa finale. È un buon risultato, non un'ottima Torres, almeno non quella che abbiamo visto nelle due gare di semifinali, ma sta anche che arrivi un po' di stanchezza. Si salutano le squadre in mezzo al campo. È stato comunque un risultato forse che rimane un po' stretto alla Torres per le occasioni avute, soli davanti al portiere in almeno 3 circostanze. I rossoblu non sono riusciti a metterla dentro, ma si è comunque creato ed è sempre bene continuare a fare gioco e a creare le occasioni perché poi prima o poi il gol arriva. Vanno a salutare la curva nord i giocatori rossoblu. Oggi grande pubblico alla Vanni Sanna per questa gara che è l'ultima qui all'Acquedotto di questa stagione, che comunque finisce la stagione rossoblu e finirà proprio nel ritorno allo Spoletini. Saluta dunque la Torres, la sua curva per l'ultima volta in questa stagione al Vanni Sanna e vanno a prendersi l'abbraccio i ragazzi della Nord, giocatori rossoblu. Comunque una gara positiva per il risultato. Applausi reciproci tra squadra e tifosi. Abbiamo detto una finale ora tutta aperta ovviamente per il ritorno che sarà il prossimo 10 di giugno allo Spoletini di Cannara e c'è il coro per il capitano Tore Pinna, 142 presenze per lui con la maglia della Torres quest'oggi e raggiungerà la 143 la prossima domenica. Un bel omaggio della curva al suo capitano. Come sempre termina con Caraioro di Rusello. Ed è il suono appunto del motivo che ci ha accompagnato in tutta la stagione a chiudere l'ultima gara al Vanni Sanna della Torres, una stagione che comunque vada anche in questa doppia sfida si può dire estremamente positiva, perlomeno per come era partita con tante difficoltà, poi una rincorsa incredibile con tanti risultati utili, 14 risultati utili consecutivi. Ancora l'abbraccio della Nord con il suo capitano per poi arrivare prima ai playoff regionali e poi a quelli nazionali fino alla finale che concluderà il cammino dei rossoblu. C'è solo un capitano per la Nord. Bell'abbraccio ai suoi tifosi per Tore Pinna, è stato protagonista in questa stagione in campo e fuori dal campo per tenere unito questo gruppo anche nei momenti di estrema difficoltà.
lascio cadere ancora qualche istante dei cori della Nord. Il pubblico della tribuna che attende anche di poter salutare gli Beniamini di questa stagione. Vi ricordo, la Torres ha battuto il Cannara in questa gara di andata al 18° minuto del secondo tempo, il gol di Francesco Bianco, è entrato proprio nella ripresa per dare un po' di vivacità alla manovra d'attacco rossoblu, ed è infatti stato così, perché la Torres ha avuto altre occasioni nella ripresa, tante occasioni. Non è arrivato il secondo gol, ma bisogna andare a giocarsela allo Spoletini. Intanto arriva anche la formazione rossoblu sotto la tribuna centrale a prendersi gli applausi dello stadio Vanni Sanna, che saluta la formazione rossoblu per l'ultima volta qui a Sassari questa stagione. Sono sorrisi comunque nei volti dei giocatori della Torres, che è il risultato che lascia aperto ovviamente a una buona conclusione di stagione, diciamo di più, ma ovviamente per le formazioni che hanno superato le fasi regionali, che sono passate a quelle nazionali, e con i punteggi che ha la Torres possiamo dire che il ripescaggio in ogni caso sia cosa fatta, anzi lo diciamo tranquillamente. Però la Torres se la vuole prendere sul campo a questa Serie D, e dunque si andrà allo Spoletini a lottare. Dunque rientrano negli spogliatoi la formazione rossoblu, e con questo vi salutiamo per la cronaca della gara. Ci sentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Vi ricordo il risultato: Torres batte il Cannara 1-0, gol di Bianco al 18° minuto della ripresa nella gara di andata della finale nazionale playoff. Da Giulia Bardanzello, grazie per averci seguito, per il momento è tutto, a tra poco per le interviste della sala stampa.